al posto di blocco dei carabinieri, nella fuga investono un 35enne, si schiantano contro un albero a Marano Vicentino, feriti il pedone, uno dei banditi, arrestato, caccia all'altro malvivente, nell'auto trovati gioielli per 75.000 euro. Non ce l'ha fatta Giuseppe De Menego, pioniere degli anni d'oro dell'occhialeria, travolto da un'auto mentre attraversava la statale davanti al punto vendita. Hanno fermato il traffico della Pontebana per riflettere sulla sicurezza stradale. A Spresiano amministratori, cittadini e familiari delle vittime in una catena umana per dire basta agli incidenti. Ancora risse a Padova, è accaduto ieri pomeriggio in zona stazione, lanci di sedie e urla tra giovanissimi divisi dai passanti. Il video della violenza. Oltre 8.000 aziende a rischio usura in Veneto, cresce il numero di imprese segnalate alla Banca d'Italia, l'allarme della CGA di Mestre. Partirà da Preganziol la campagna del PD Veneto per denunciare i tagli del governo ai comuni, una mannaia da 1,4 miliardi, a pagare saranno i cittadini. Passa un'intera notte sprofondata nel fango nel canale Adigetto all'Endinara, lo spinone femmina Lulu salvata dai vigili del fuoco e a occhio bello recuperato un vitello in un canale di scolo. La decisione dei vertici dell'ANA e l'annuncio, la donata nazionale delle penne nere del 2026 è affidata a Genova. È la quinta volta per il capoluogo ligure. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca: è stato arrestato dai carabinieri a Marano Vicentino uno dei ladri in fuga che si sono schiantati con l'auto contro un albero. Ferito il conducente ed un passante che è stato travolto dall'auto che non si era fermata all'alt dei militari. A bordo del veicolo è stata rinvenuta parecchia refurtiva. E ancora caccia all'uomo nell'Alto Vicentino per intercettare il secondo ladro sfuggito alla cattura dopo un rocambolesco inseguimento ieri sera da parte dei carabinieri nel comune di Marano Vicentino. I militari avevano infatti predisposto un controllo straordinario della zona proprio per contrastare la raffica di furti segnalata ultimamente in quest'area. Numerosi tentativi dei malfattori, quasi sempre provenienti da fuori provincia e regione, di introdursi nelle ore più buie in aziende e abitazioni, soprattutto delle aree più isolate. Ieri sera, verso le 19:30, in via Europa, una pattuglia delle Gazzelle ha intimato l'alta ad una Mercedes di grossa cilindrata di colore rosso già segnalata per furti in abitazione nelle zone di Cogolo del Cengio e Piovene Rocchette. Le targhe del veicolo erano state rubate poco prima a Velodastico ad un SUV parcheggiato in centro. Il conducente della Mercedes, anziché fermarsi, ha schiacciato l'acceleratore cercando di guadagnare la fuga, sfrecciando a forte velocità nonostante il traffico serale di vetture passanti. Io solo ho sentito una macchina passare velocissima e subito dietro la polizia passare veloce, non ho sentito altro. La fuga si è conclusa drammaticamente in questa rotatoria. Il conducente ha perso il controllo del mezzo impattando contro un albero, travolgendo un passante e finendo sulla siepe nei pressi del supermercato. L'autista è rimasto ferito e imprigionato nell'abitacolo. Il complice è riuscito a fuggire a piedi. Il ladro, un 25enne straniero, una volta liberato dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale, è stato ricoverato. Posto in arresto dai carabinieri, è ancora piantonato in attesa dell'udienza di convalida. Ferito anche il residente. Gli amici che abbiamo incontrato sono ancora sconvolti per quanto accaduto. Adesso sta meglio, ma ha la gamba rotta, dei punti, 3 punti nella gamba, e ha detto fermo, insomma. Cosa le ha raccontato? Tanta paura, sta preso un spauracchio, insomma. Era successo ancora? Sono zone tranquille? Com'è questa zona? No, qua è tranquillo di solito, ma i pazzi ci sono dappertutto al giorno d'oggi, ormai bisogna aver paura di tutto. Abbiamo praticamente visto quasi in diretta quello che è successo, anche perché qualsiasi persona poteva essere là al posto, insomma, suo, quindi... I militari hanno poi rinvenuto e sequestrato nella Mercedes arnesi da scasso e passamontagna, non solo, anche monili in oro, orologi di pregio, tra cui alcuni Rolex per un valore di 75.000 euro, oggetti rubati che sono già stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Calalzo perde un punto di riferimento non solo per il paese ma per tutto il Cadore. Non ce l'ha fatta Beppino De Menego, pioniere degli anni d'oro dell'occhialeria, investito ieri pomeriggio mentre attraversava la statale proprio davanti al suo punto vendita. Aveva 89 anni. È stato un avanguardista anche dei tempi, quando è uno dei primi che ha scelto di dedicarsi alla vendita al dettaglio, sapendo che il mondo era cambiato, che quindi
si doveva concentrare su quello. È stato un grande lavoratore, un grande esempio per il territorio. È commosso il senatore ed ex sindaco di Calalzo Luca De Carlo. Calaltino Doc. La notizia della morte di Beppino De Menego è circolata stamattina in paese, dove tutti attendevano notizie della sua salute. De Menego, 89 anni, ieri pomeriggio era stato investito a Calalzo mentre attraversava la statale sulle strisce pedonali proprio davanti al suo punto vendita in via Nazionale. Sbalzato per una ventina di metri dopo aver picchiato la testa sul montante del parabrezza, De Menego aveva perso i sensi, ma all'arrivo dei soccorritori sembrava essersi ripreso. Ai sanitari del suo M118 era riuscito anche a fornire le sue generalità, ma per le condizioni di salute da codice 3 era stato disposto il trasferimento in elicottero all'ospedale di Treviso. Lì, nel tardo pomeriggio, De Menego è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'addome che non è bastato. Una persona che ha dato tanto al paese, di straordinaria generosità, che ha esportato Calalzo in tutta la provincia, in tutta la regione e non solo. Oggi i suoi punti vendita sono ormai sinonimo di qualità in tantissime città. Lascia un vuoto importante Beppino De Menego, imprenditore attento e lungimirante, dal piccolo laboratorio per la produzione di lenti per occhiali da sole e da vista, il balzo nel campo della vendita al dettaglio che in 60 anni ha portato all'apertura di una quarantina di punti vendita in tutto il nord-est e in Emilia-Romagna. Per sviluppare la rete, 4 anni fa, la decisione di cedere l'80% delle quote a un fondo, mantenendo le restanti in capo alla famiglia. De Menego, dell'omonimo marchio, era presidente onorario e nell'azienda sono rimaste la moglie Marisa e le figlie Iole e Giovanna. Tutta la comunità si stringerà intorno alla famiglia, perché insomma Beppino è stato un esempio e l'emblema di quella operosità cadorina e calaltina che ci ha sempre contraddistinto. La data dei funerali non è ancora stata resa nota. Sul fronte delle indagini i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sotto shock il 50enne cadorino che l'ha investito e che era al volante di una Fiat Panda che viaggiava verso Pieve di Cadore. L'uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito. E nella Marca questa mattina una catena umana ha bloccato la Pontebana per dire basta, vittime sulla strada. Basta vittime sulla strada. Hanno fermato la Pontebana a Bisnadello per far riflettere chi era alla guida almeno per un minuto sulla sicurezza stradale. Ad organizzare la manifestazione il comune di Spresiano, che ha ripetuto per il 3° anno consecutivo questa iniziativa di sensibilizzazione. Viviamo in un'epoca in cui tutto è in continuo vai, sempre, corri, fa. L'idea di potersi fermare e dire ma perché mi fermo e pensare soprattutto a chi magari per recuperare qualche secondo ci ha lasciato la vita, credo che sia un messaggio forte. Iniziativa comunale per un impegno sulla prevenzione stradale che vede la provincia di Treviso da decenni in prima linea. La strada non nasce pericolosa, lo diventa quando non si rispettano le regole, e quindi fare momenti di incontro, di formazione sicuramente porta dei risultati. Tra i presenti anche Andrea Dan, che da 23 anni ha perso in un incidente la figlia Manuela e che da quel giorno si batte per prevenire i morti sulle strade. A distanza di oltre 20 anni è cambiato qualcosa sulle nostre strade? Sì, sta cambiando la cultura, stanno cambiando le brutte abitudini. Sono cambiati anche i dati statistici. Nel 2000 in provincia di Treviso avevamo dai 190 a 200 morti, ora abbiamo dai 54 a 60 vittime. Sulla raccolta firme per un airbag motociclistico a cui hanno aderito le autorità presenti, ma serve maggiore attenzione anche per i ciclisti, l'appello dell'associazione. Siamo non all'anno zero, all'anno sotto zero, perché purtroppo in questi giorni verrà approvata la riforma del codice della strada voluta dal ministro Salvini e noi l'abbiamo ribattezzato codice della strage, perché non affronta assolutamente quella che è una delle principali cause della mortalità sulle strade, che è la velocità. Altro momento importante è stata la benedizione della panchina bianca per non dimenticare chi ha perso la vita sulla strada, ma anche i familiari che pur continuando a vivere in realtà l'hanno persa con loro, come Barbara, mamma di Jessica e zia di Sara, le 2 ragazze morte sulla A28 nell'incidente con un SUV nel gennaio di 2 anni fa. Sempre tanto dolore, perché è un dolore che non passa mai questo. È sempre un rivivere ogni volta quella maledetta sera, sempre. Ancora risse in strada a Padova, è accaduto ieri pomeriggio in zona stazione.
le sedie che volano nonostante i passanti cerchino di dividerli. Il gruppetto continua ad insultarsi, a spintonarsi, cercando lo scontro fisico. Le immagini, riprese da altri testimoni, si riferiscono ad una rissa avvenuta venerdì pomeriggio a Padova, in stazione. È divulgata nella pagina Instagram Welcome to Padova. Protagonisti alcune ragazzine e un ragazzo che afferrano le sedie del bar e cominciano a lanciarle. Un episodio che ancora una volta vede protagonisti dei ragazzi molto giovani che scelgono la strada per affrontarsi con violenza, incuranti della gente e delle attività commerciali. C'è un'escalation di continui fatti di criminalità che destano una forte preoccupazione ma anche un'indignazione. Noi come Lega continuiamo a chiedere che ci siano degli interventi seri, concreti e risolutivi. La rissa della stazione segue di pochi giorni quella ripresa da un residente in via Altinate con lanci di bici e minacce tra due gruppi di ragazzi. La sicurezza è un diritto ed è una precondizione essenziale di libertà ed è la libertà quella che meritano di avere i padovani, non un clima di paura e di violenza ovunque. Quindi mi rendo conto che il sindaco probabilmente è ostaggio della frangia sinistra di questa amministrazione che vede nella sicurezza e nel presidio un Far West. Per la consigliera Mosco questi sono gli interventi necessari. Noi pensiamo che l'amministrazione comunale possa intervenire su questo, intanto per esempio aumentando l'organico della polizia locale e anche di poterli dotare dei taser. Anche la presenza della pattuglia dell'esercito che è attualmente ferma, pensiamo che il sindaco Giordani possa farsi portavoce nelle sedi opportune per chiedere che questa pattuglia sia itinerante, cioè si muova sia davanti che dietro la stazione. Ed ancora violenza ad opera di giovanissimi a bordo di un bus della MOMA, è accaduto a Silea. Per fortuna l'autista è stato, per così dire, solo verbalmente così insultato da parte dei ragazzi, però è quello che hanno fatto dopo, perché a parte che hanno spaccato le bottiglie all'interno dell'autobus, hanno fatto un disastro. Ancora un'aggressione, per quanto verbale, ai danni di un autista, ancora attimi di follia su un bus della MOM, stavolta la fermata di Via Arma di Cavalleria a Silea, a ridosso dell'area commerciale che dà sulla Treviso Mare. Sono da poco passate le 8:15 di sera quando due ragazzi di 14 e 17 anni salgono sul pullman della linea 3591. Sono sprovvisti di biglietto, ne nasce così un alterco con i giovani che insultano pesantemente il conducente, tentando di gettargli addosso dello spumante. La bottiglia viene poi scaraventata a terra, gli interni imbrattati. L'autista ha chiamato subito le forze dell'ordine, i carabinieri sono arrivati in maniera velocissima e anche di questo bisogna ringraziare le forze dell'ordine. La fuga dei due minorenni dura poco, vengono braccati a qualche centinaio di metri in Viale della Serenissima, identificati, scatta la denuncia, poi l'affidamento ai genitori, figure che per Colladonna sono sempre più assenti, in questo come in altri episodi. Ancora una volta dobbiamo dire che c'è una mancanza assoluta di genitori, perché questi hanno 14 e 17 anni. E i genitori, ovviamente alle 8:30, uno di 14 anni fuori che fa questi disastri, vuol dire che non esistono. Ma c'è un altro livello di responsabilità. Quei giovani non potevano avere con sé quella bottiglia. Qui abbiamo dei ragazzini che girano con tessere sanitarie dei genitori e che riescono ad avere anche cose che per loro non dovrebbero essere lecite. Se tu entri in un supermercato è chiaro che chi sta alla cassa deve stare molto attento, perché poi le conseguenze non sono visibili al momento, però le vediamo qui dopo. Resta il tema del disagio giovanile crescente. A Silea si sta studiando un progetto accanto alla comunità di San Patrignano, un polo nuovo rivolto a tutte le generazioni. Un centro multiproblematico dove si va a trattare, dove si va a relazionarsi in maniera diversa con queste persone che stanno male, quindi che siano ragazzini di 17 anni, che siano i loro genitori che vengono fuori da periodi difficili o che siano i loro nonni che sono da soli. Crediamo che sia importante ricostituire la comunità.
Per sottrarsi all'arresto della polizia locale, un 29enne nigeriano ha spruzzato dello spray urticante sul volto della gente, ma l'espediente non gli è servito perché è stato arrestato. È accaduto a Verona, dove il giovane questa notte è stato fermato perché sorpreso da una pattuglia a spacciare eroina. Il 29enne nigeriano ha reagito spruzzando appunto un'intera bomboletta in faccia ad uno degli agenti, che è stato così costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'uomo però alla fine è stato immobilizzato ed arrestato con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Truffa, 2 anziane padovane. I poliziotti della questura hanno arrestato una donna napoletana. Si era presentata a casa loro per riscuotere gioielli e denaro per pagare la presunta cauzione per liberare le figlie coinvolte in brutti incidenti stradali e si era fatta consegnare oggetti di valore e contanti. Dopo mesi di indagini, la squadra mobile di Padova ha individuato e arrestato una 40enne napoletana responsabile di 2 truffe ai danni di altrettante anziane padovane. Gli episodi risalgono alla scorsa estate. Nel primo caso la donna si era fatta consegnare circa 5.000 euro in gioielli da un ottantenne, facendole credere che sua figlia avesse investito una ragazza e che fosse necessaria una consistente somma di denaro per far fronte alle cure mediche. Nel secondo episodio la 40enne aveva estorto ad una 85enne diversi gioielli e monili d'oro, facendole credere che le 2 figlie fossero state arrestate e per ottenerne il rilascio corresse la somma di 4.000 euro. La donna aveva dato tutti i gioielli e monili che aveva in casa per un valore complessivo di circa 5.000 euro. In entrambi i casi la truffatrice si era presentata a casa della vittima dopo le telefonate da parte di un complice che si era presentato come appartenente alle forze dell'ordine e che aveva usato toni minacciosi. In un caso era stata fatta anche ascoltare nel corso della telefonata una voce femminile spacciata per quella della figlia dell'anziana che implorava la madre di consegnare tutto alla malvivente. La squadra mobile di Padova è risalita alla 40enne rintracciando i percorsi fatti dalla donna quando si era presentata nelle case delle vittime a Mortise e a Piazzola sul Brenta e grazie ad un tatuaggio che aveva al braccio. Si tratta di una persona già nota per episodi di truffa. Ora, dopo essere stata rintracciata a Napoli, si trova nel carcere femminile di Secondigliano. Aziende a rischio usura in Veneto. Cresce il numero di piccole e medie imprese segnalate alle centrali dei rischi della Banca d'Italia. La percentuale maggiore di incremento a Venezia e Treviso. L'allarme della CGA di Mestre. Meno 50% di credito circa al mondo delle imprese in 11 anni, evidentemente o c'è autofinanziamento ma non è molto, oppure si cercano altre occasioni più o meno lecite per poter investire. Sono quasi 8.200 le imprese venete che rischiano di finire nei tentacoli degli usurai, 324 in più solo nell'ultimo anno. Per la maggior parte si tratta di imprese artigiane, commercianti o piccoli imprenditori finiti nell'area dell'insolvenza e segnalati alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, cosa che di fatto preclude l'accesso a nuovi prestiti. O chiudono o finiscono nelle mani degli usurai. A denunciare la situazione l'ultima indagine dell'ufficio studi della CGA di Mestre. In termini assoluti in Veneto le situazioni più critiche sono a Vicenza con 1.639 attività segnalate alla centrale dei rischi, Padova con 1.661, Verona 1.593 e Treviso 1.417. Ma a livello di percentuale di crescita nell'ultimo anno l'incremento maggiore di aziende a rischio usura si è registrato a Venezia più 9,6% e Treviso più 5,4%. Per contrastare questa piaga sociale ed economica bisogna ridare liquidità alle piccole e medie imprese ed aumentare le risorse a disposizione del Fondo di prevenzione all'usura. Importante per gli imprenditori in difficoltà, sottolinea la CGA, è trovare il coraggio di parlare, rivolgersi alle associazioni, ma serve anche più attenzione dello Stato per le imprese che investono nell'innovazione e necessitano di credito. C'è necessità quindi di credito perché gli investimenti hanno ancora bisogno di credito e chiediamo ripetutamente ormai la possibilità che lo Stato funga da garante o da parzialmente garante nelle operazioni anche borderline, ovviamente non per le aziende decotte ma per le operazioni borderline quando queste chiedono credito per finanziare innovazione, nuovi investimenti e quindi possibilità di crescita.
Parte la campagna del PD Veneto contro i tagli del governo Meloni ai comuni. Nei prossimi 5 anni il Veneto subirà un taglio di finanziamenti quantificabile in 1 miliardo e 400 milioni di euro. I tagli imposti dalla manovra del governo Meloni si tradurranno in un'inevitabile riduzione dei servizi a cittadini e imprese da parte di comuni i cui bilanci saranno messi in seria difficoltà dalle scelte dell'esecutivo. Per questo il Partito Democratico Veneto lancia la campagna Pagano i cittadini, tagli ai comuni, che toccherà tutta la regione. Faremo un'operazione verità su ciò che comporta la manovra economica del governo sui bilanci dei comuni. Dimostreremo come si abbatte una vera e propria scure sui bilanci che costringerà i comuni a tagliare i servizi, a tagliare l'assistenza sociale, ad essere meno vicino a chi ha bisogno, a tagliare nella scuola, nei trasporti e inevitabilmente anche in quelle opere di rigenerazione urbana, di aree verdi su cui erano impegnati i comuni. La prima tappa è a Preganziol, dove i tagli previsti sono di 200.000 euro in 3 anni, a cui si devono aggiungere quelli già avvenuti nel 2024. Una riduzione che nel bilancio del comune equivale all'intero capitolo destinato ai contributi per le famiglie in difficoltà. Ci sarà una testimonianza da subito della sindaca di Preganziol che, conti alla mano, spiegherà cosa succede nel suo comune. Poi ci saranno altri sindaci per tutte le province del Veneto che testimonieranno cosa vuol dire nel loro territorio. La campagna del Partito Democratico intende essere uno strumento per sensibilizzare i cittadini e mobilitare le coscienze contro una manovra che impoverisce le comunità. Il che, sottolinea il segretario regionale Andrea Martella, non è un'opinione, ma un dato di fatto. Si mettono numeri, dati in chiaro e si dimostra come questa scelta è una scelta sbagliata. E non lo dico io, non lo dice il PD, non lo dicono i sindaci di centro-sinistra, lo stanno dicendo tutti i sindaci anche del centrodestra. Basta vedere anche cosa dice l'ANCI. Ed ora 2 spettacolari salvataggi di animali rimasti intrappolati nel fango dopo essere scivolati in 2 corsi d'acqua. Stamane nel Rodigino i pompieri hanno salvato una cagnolina ed un vitello. È rimasta tutta la notte imprigionata nel fango dopo essere scivolata nell'Adigetto all'Endinara. Lulù, coraggiosa spinone di 16 anni, è stata salvata dai vigili del fuoco di Castelmassa. A chiamare i pompieri è stato il padrone di Lulù che, dopo averla a lungo cercata, l'ha scorta intrappolata nella melma del canale. I vigili del fuoco, dopo averla imbragata, sono riusciti a riportarla a riva riconsegnandola alle cure del veterinario. Grande la gioia del proprietario, che ha espresso profonda gratitudine ai vigili del fuoco per il salvataggio. E sempre nel Rodigino i pompieri sono intervenuti per un altro recupero di animale. Un vitello caduto in un canale di Scola ad Occhiobello è rimasto bloccato nel pantano. Le squadre da Rovigo e Castelmassa, giunte sul posto anche con un autogru, sono riuscite ad imbragare il bovino e trarlo in salvo. Le operazioni sono durate circa 2 ore e sono state complicate dall'irrequietezza dell'animale spaventato. I vertici dell'ANA hanno deciso la Giornata nazionale delle penne nere del 2026 si farà a Genova. Sono ancora nel cuore di tutti le immagini, i volti, le fanfare degli alpini nella gloriosa Dunata Nazionale di Vicenza, che ha rinsaldato l'affetto fra il Veneto e le penne nere in un raduno da record. Le ultime note di 33 risuonano ancora sotto i portici della Basilica Palladiana e già è tempo di pensare al futuro. E se il futuro prossimo è la Giornata Nazionale di Biella dell'anno che verrà, il 2026 si tinge dei colori di una terra in cui il mare, i monti e il cielo si danno la mano. Il Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione degli Alpini ha deciso infatti che la Giornata nazionale del 2026 si terrà a Genova, scegliendo il capoluogo ligure e scartando quindi le candidature di Brescia e Matera. Gli alpini tornano a Genova per la 5ª volta, l'ultima appena nel 2001, ma sono in molti a scommettere che la terra veneta è pronta a ricevere una nuova investitura entro il 2030. Probabilmente non sarà, come molti sperano, la volta di Bassano del Grappa, che invece sembra avere un certo vantaggio sulle concorrenti per l'organizzazione del raduno Triveneto del 2028. In ogni caso ci vorrà qualche anno, ora è tempo di preparare tende, brande, tutto quello che può servire per andare a Biella fra pochi mesi, dal 9 all'11 di maggio. Ed era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.